E siamo qui appunto come siamo dal vivo, ho il piacere di avere di nuovo qui al mio fianco Alberto Campo. Io vi chiederei subito un applauso così per farci piacere. Io dico Alberto Campo, oh. Non c'è ragione. No, perché fa più spettacolo, almeno diamo subito un po' di spettacolo. Allora, io dovrei brevemente, insomma, giornalista musicale, scritto su Repubblica, Rumore, Musica XL, direttore artistico di Traffic Free Festival, direttore anche di Radio Flash ai tempi d'oro. Ci troviamo in questo nuovo millennio. La prima cosa che mi viene da chiederti, perché magari prendo una cantonata, ma è giusto che me la dici tu, a che punto siamo? A me sembra che l'indie italiana, nonostante tutto quello che è successo, sia in un momento, diciamo, felice, che stia succedendo qualcosa si muove. Bah sì, ci sono artisti famosi, Beh, c'è un cambio di generazione, c'è un cambio pubblico di nuovo, c'è gente nuova sul palco e va bene così, cioè non credo che abbia a che fare né con la qualità della musica né con le facce dei protagonisti, è più che altro un dato anagrafico, è scaduto un tempo, è cominciato un altro, fine. Mi faceva specie Nebbiolo però, mentre lo ascoltavo mi è venuto in mente come siamo messi noi in Italia e come potremmo essere. Allora, quest'estate mi è capitato di vedere a questo festival, come si chiama? Una volta era Spaziale, adesso si chiama Two Days. Sì, C'era una sera un cantautore americano che è piuttosto famoso. Scusami, scusate se per favore riusciamo a fare un po' di silenzio, No, ma non che è così stiamo importante. registrando, grazie. No, è che devo registrare, grazie. Mica per niente. Devi fare silenzio. C'è questo cantautore americano abbastanza famoso nel giro alternativo, che credo sia stato pagato alcune migliaia di euro. Mac DeMarco si chiama. Sì. E non è che suona molto meglio di Nebbiolo, anzi forse Nebbiolo è persino meglio. Nebbiolo ha anche la chitarra fatta da lui. E questa prospettiva che secondo me sfalsa il nostro punto di vista, il nostro modo di stare nel mondo, nel senso che Nebbiolo è bravo e fosse nato, io adesso non ricordo dove sia nato Mac DeMarco, sì, in Delaware o in Missouri o da quelle parti lì. Canadese, dicono, canadese, è quello, figurati, Canada, ne hanno. Però adottato in America, no? Sì. E fatto sta che Mac DeMarco è Pitchfork, gli vota i dischi altissimi, cioè è uno che viene in Italia, fa 2 days, viene pagato migliaia di euro per un concerto, anche abbastanza scadente se devo essere sincero. Certo. E noi abbiamo in casa Nebbiolo, avremmo in casa Nebbiolo che vale più o meno è l'equivalente nostrano di Mac DeMarco e non riusciamo, perché siamo piccoli, cioè contiamo poco. Però ecco, in questo essere piccoli, la capacità, diciamo, italiana di adattarsi, io volevo dire, è vero che c'è stato un cambio generazionale, però è anche vero che proprio il modo in cui per certi versi hanno costruito questi nuovi fenomeni è un po' diverso. Che ne so, etichette come Bomba Dischi sono etichette comunque, cioè, che hanno modalità un po' differenti, che hanno sfruttato anche questa è una cosa generazionale. Credo sia al contrario di quello che dice, cioè credo che dipenda tutto, non dipenda più dalle etichette discografiche, cioè una volta le etichette discografiche muovevano il mercato, facevano le campagne promozionali, compravano le pubblicità, compravano le copertine dei giornali, cose così. Adesso non è più così. Adesso le etichette discografiche sono quelle che sfruttano la capacità che gli artisti hanno di stare sui social e di propagandare se stessi, cioè la partita è completamente diversa. È completamente diverso, quindi dici in qualche modo è un po' come se fossero cioè, l'artista di base deve sapersi muovere sul social, altrimenti ma io credo i social, cioè la storia di Cambridge Analytica spiega che i social non sono proprio una benedizione, no, però sono un'occasione per cui tu non hai tanti filtri. Io mi ricordo quando ho cominciato a fare la radio da ragazzino, cioè ho detto mi butto, vedo cosa succede, speriamo che va bene. YouTube è ancora più facile, nel senso che io ho dovuto chiedere a qualcuno che mi facesse trasmettere la sua radio. YouTube, ti metti il tuo canale, se vali qualcosa la gente viene a darti retta, cioè no? È molto più diretto, devi avere molto più faccia tosta, però se ce l'hai funziona. Poi stai in un meccanismo molto complesso che se non sei capace a gestirlo ti mastica nel giro di 24 ore.
Quindi diciamo, visto che qui passano tanti artisti anche giovani, io adesso sai, mi verrebbe il consiglio che tu gli daresti: non andate da nessuna casa discografica, fate diciamo un self-made. sì, no, fatevi, cioè, YouTube, SoundCloud, Facebook, queste cose qua, coltivate i vostri amici, suonate il più possibile che potete dal vivo, diventate bravi, diventate simpatici, fatevi amare delle persone, e poi le case discografiche, ammesso che escano ancora i dischi, arriveranno. Ammesso che escono ancora i dischi, dici bene, ormai è un po' come dire una maniera che abbiamo No, ci sono i dischi in vinile, cioè. Beh sì, però è un mercato... stanno tornando persino le cassette, quindi c'è un futuro per qualsiasi cosa. Sì, sono diciamo ormai però diciamo dei reperti un po' da collezionisti, la musica ha perso... Feticismo. Sì, da fetici come fosse un... No, ma la musica l'ascolti su, come si chiama, Spotify, no? Ascolti su Spotify, è quella che viene definita ormai diciamo la soluzione della musica liquida. Ma è così che funziona il mondo, cioè ci mettiamo contro tu e io, no, ci mancherebbe. cioè barricate. Anzi, dobbiamo cercare di capire come funziona il mondo. Come entrare in Spotify? Ma metti la musica su Sono Spotify. sbattimento, li devi fare tutta una richiesta, è una cosa lunga. Allora, voi siete su Spotify? Aspetta che Sono su Spotify. Siete su Spotify, ma è chiaro, siete attrezzatissimi da quel punto di vista, ci mancherebbe, perché ormai diciamo si fa così. Però avete anche, se non sbaglio, dei contatti con Libello, avete un'agenzia che comunque vi segue e quant'altro. Però adesso io diciamo così, hai fatto un po' un passaggio a gamba tesa, perché io giustamente vi devo presentare, sono pronti sul palco anche se non abbiamo ancora aperto tutti gli strumenti, adesso sentirete un po' di fischioni, ma un applauso ci può aiutare. Signore e signori, qui al salotto State Liquor Store.